siccome so che siete una classe multietnica e anche multiripetente, diciamo per voi che provenite da zone diverse, diciamo così, per farvi capire bene. Il mio nome è Peppino Scolato. Considerato che ci conosciamo adesso, una alla volta, poi vi presenterete, mi direte il vostro nome e da dove arrivate. Cominciamo per esempio dalla signorina con il pecchetto puzza. Prego, mi dica il suo nome, signorina. Io lo appunto. Vabbè, quindi li ho cantati. Allora. Solo una che parla l'italiano perfetto. Meno male. La signorina che sta mangiando le unghie invece, prego, si attigeri, signorina. Prego. Lei si chiama? Buongiorno, l'abbiamo detto 4 volte, ma torni qua. Mi dice il suo nome e da dove arriva? Che arriva? Per favore, Filippina? È Filippina? No, grazie. Siamo pure una Filippina. Andiamo avanti. Va bene. La signorina con i capelli biondi. Vabbè, lei. Andiamo a fare la classe, insomma. Poi dopo mi deve classe, no, Prego, mi dica il suo nome e anche da dove arriva. Che lingua sta parlando? C'è un passaporto? Ma qualcuno di voi? Possiamo andare avanti? Proviamo con la signorina là in fondo. Mi dica lei il suo nome, da dove arriva? Niente. Aspetta, forse lei è l'unica che mi vuole. Ok, ci credo. Io non so dove sono capitato.
grandi. Vediamo se lei sa dire il nome dell'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America. Signorina Filippina, vogliamo finire con questi scherzi da bambini, siete già grandi, signorine prego, vediamo come il giorno di preparazione in matematica, lei mi saprà dire la tabellina del 5? No, qui mi saprà che cosa rimane. Prego. La memoria è poterlo avanti. Va bene, andiamo avanti, vediamo. 5 per 1, 5 per 2, 5 per 3, Una che parla italiano. 5 per 4, Cosa sta dicendo? No, guarda. Non ho capito niente. Non so dove sono capitato. Proviamo con la signorina, vorrei per prepararti in geografia, prego, certo in piedi. Mi sa dire qual è il fiume più lungo d'Italia? sì, è facile, più facile. Vediamo come preparare. Allora, il Bravissima! Non può capire niente. Vabbè. Signorina facciamo una cosa più semplice. Mi parli di un argomento a piacere. Guardate, voglio essere buono oggi proprio perché il primo giorno di scuola e ho paura che non vedo con voi, vi voglio aiutare proprio per promuovervi, visto che vediamo come ve la cavate con la musica. Riuscite queste 4 stelle a cantare una canzoncina in italiano? La facciamo? C'è qualcuno che capisce? C'è un bigliardello in questa scuola? Fidello! Deve fare una cosa dal preside e chiedere se in questa scuola c'è qualcuno che riesce a capire queste
queste ragazze che parlano, perché io non ho ancora capito niente di quello che fanno. Vabbè, poi nel frattempo, prego, Giacomo, poi nel frattempo siete lì calme, possibilmente, nel frattempo che arrivano tutti i tempi. Mamma mia! In particolare due, Per esempio, quella della signora Filippina e della signora... ho capito. Quindi posso stare tranquillo che se io faccio due domande per esperire lei mi risponde. Certamente. Ah, finalmente! Allora, vediamo con la signorina Filippina, se si tiene per cortesia. Vediamo. Vieni, per cortesia. Allora, mi dica un argomento a piacere, così non posso fare, Vediamo se riusciamo a capire qualcosa. Mi parli di argomento a piacere che si giocare. Vabbè, ti devo conciare a tutto, capito? No, no. Allora mi dica questo argomento a piacere. Lei immagini che sia capello? Ha finito? No, mi faccia capire cosa ha detto. È andata tutta la notte, era lei detto breve, ma niente giunta,